Questo è uno dei tanti cartelli delle strade interrotte il 18 novembre dalla drammatica alluvione d'Olbia. Strada interrotta, soprattutto nessun tipo di cantiere. Ho visto c'era scritto all'ingresso lavori in corso, assolutamente nessun tipo di intervento. La strada è così com'era e come è rimasta dopo il 18 di novembre dello scorso anno. Ecco il fiume ancora in piena su questo versante ed ecco la strada sprofondata. Ancora tutti gli argini e l'alveo totalmente ingombrato, ancora dal legname, dagli alberi portati via dall'onda del 18 novembre. Ecco la strada, la devastazione, è rimasta tutta come quella drammatica giornata. Ecco la strada crollata, il punto di riferimento degli argini, è rimasto tutto come il 18 novembre. Alla faccia dei tanti ministri che sono venuti in questo territorio a vedere anche questa strada, che è rimasta assolutamente senza alcun tipo di intervento. La stagione sta arrivando, quella delle piogge, e qui è tutto rimasto intatto con devastazione e distruzione.